futuro, il potere oracolare che ci è stato portato via, credo si debba in qualche modo adesso ritrovare, forse, per una capacità non di prevedere per controllare, ma di saper in qualche modo aprire il futuro, di immaginare che come l'immagine mi viene in mente un film, visto che qua si lavora sui film mi viene in mente un film, forse avete visto quel film americano che si chiama Minority Report, racconta esattamente la stessa storia che vi ho raccontato prima, è il potere di previsione della ragazza. Si sente? C'è il minuto si va. Beh, se sentite ci provo. È un film americano, insomma, ma è preso da un racconto di Philip Dick, che era un grande visionario della fantascienza. Racconta questa stessa storia del potere di previsione rubato da una società di controllo. E credo che anche su come immaginiamo il futuro si sia giocata una battaglia, far pensare a un futuro che si può controllare, per esempio politicamente, che costruisce una società in cui cerca di prevedere e controllare cosa succede, e una capacità di previsione, più quella appunto che poteva essere un oracolo, che vede il futuro solo fin dove noi lo decidiamo, solo fino a che non si apre una scelta che rende aperto e prevedibile il futuro, che non prevedibile. Però credo che questa capacità di prevedere, lasciando aperta la dimensione del futuro, sia una cosa che adesso è in gioco nel momento in cui assistiamo allo svilupparsi di una società che controlla sempre più dimensioni molto piccole, pensate alla biopolitica, e contemporaneamente mostra delle forme politiche impotenti, prive di un potere impotente, una situazione di questo genere. Con questo vi dicevo per dire un po' la direzione per cui so che molti che hanno letto, alcuni che hanno letto il testo l'hanno trovato difficile, qualcuno è stato detto che l'ha trovato difficile. È stato difficile anche per me scriverlo e anche quelli successivi. Adesso pensando con Elisa mi sono detta ci sono difficoltà molto diverse, alcune cose sono difficili perché c'è un fronte interno che passa nel negativo nel rapporto con la madre, ma questo fronte interno è un fronte poi anche politico, perché sta succedendo qualcosa per cui i cambiamenti di questo fronte interno sono anche cambiamenti del fronte della politica, e adesso c'è una fortissima battaglia simbolica su. Ecco, adesso non voglio parlare molto, però posso sapere se tante persone hanno letto il testo? Milagros. Dovevi levantare la mano. Sì, allora forse non sapete molto di che cosa si tratta. Spero che potrete leggerlo. Vi dirò soltanto alcune cose. Chi di voi ha studiato filosofia saprà che il negativo è un tema molto importante in filosofia, cioè il lavoro del negativo. L'espressione magica forza del negativo è un'espressione che ricalca Hegel, che ha cercato di mettere al lavoro il negativo. Quindi è un tema tradizionale, forse è il problema più importante della storia della filosofia, della nostra storia della filosofia, sia della filosofia teoretica sia della filosofia politica, perché è il problema del male, del negativo, per farsi carico del negativo. Però quando l'abbiamo affrontato noi siamo state spinte non da questa tradizione filosofica, ma da un'esperienza di negatività che trovavamo sia in alcuni momenti di rapporto fra donne, e quindi un forte negativo che emergeva fra donne, sia un problema di una elaborazione del negativo interiore e soprattutto del rapporto con la madre. E quindi abbiamo avuto questa partenza. Non era una partenza tipo filosofico tradizionale, non abbiamo lavorato da una tradizione filosofica, ma da un'esperienza politica. Credo il tipo di esperienza politica di cui vi parlerà domani, di filosofica di cui vi parlerà domani Chiara Zamboni, quindi una cosa in presenza,
dove cercavamo di nominare cose che ci stavano succedendo. E abbiamo lavorato su questo tema molte in modo diverso. Io ho pensato a questo titolo della tentazione del bene, che per me aveva due facce. Tentazione del bene è un'espressione di Tsvetan Todorov. Tentazione del bene, Todorov dice che la tradizione della storia, della nostra storia politica, è stata segnata da una grande esperienza del male fatto in nome del bene. E lui dice: non abbiamo avuto esperienze di male fatto per il male. I più grandi mali sono stati fatti per il bene. Spero che il Novecento. E questo è un problema importante, poi ne ho parlato molto sia nel primo libro che nel secondo. È un problema importante per capire come si è definita la politica, la filosofia politica, ovvero, pensate alla tradizione del realismo politico, molto spesso la politica dice la fa chi è capace di farsi carico del negativo, di saper fare il male a fin di bene. E a tutt'oggi una cosa che sta succedendo è che in qualche modo siamo ridotti a una specie di cinismo, che è anche il cinismo politico, per cui questa idea che era di Machiavelli all'origine, ma di tutta la tradizione, insomma, della nascita della filosofia politica, insomma, è una tradizione che continua a esistere, ma ha perso la visione del bene, non è più attaccata più al niente. Però una cosa che si imputa, come dire, al saper fare politica, e credo che qui si gioca appunto una grande partita simbolica fra quello che la politica delle donne ha chiamato politica e quello che la tradizione ha chiamato politica. Si gioca su questa cosa del negativo. Si dice che la politica delle donne non è capace di assumere il peso negativo, non siamo capaci di sporcarci le mani, non siamo capaci di fare quello che è stato chiamato politica, cioè il realismo politico. E io credo che sia una battaglia che richiede di spostare il significato di politica, e si gioca su questa questione del negativo, sapersi far carino del negativo. Ora gli uomini hanno avuto questa tentazione, fare il male, finire il bene, e hanno definito così. Contemporaneamente, dall'altro lato, c'è stata una specie di divisione del lavoro morale, che è capitato dall'altra parte, che ci ha dato allora io credo che quella storia sia una storia molto fasulla, un grande sogno, anzi la storia un grande incubo è stato questo di pensare la politica in quei termini. Ha voluto dire, alcune donne lo hanno capito, penso a Arendt, a Zambrano, che non era politica quella, che molte donne del femminismo non hanno capito. Ma c'era l'altra parte. La tentazione del bene ha fatto pensare a molte donne che si potesse stare solo dalla parte del bene, non pensare al negativo, dire solo sì, andare, va tutto bene, non affrontare la negatività connessa alle relazioni, alla realtà, al male, alla vita. E anche nel femminismo appunto c'è stata questa tentazione, ho pensato, no? Sono due tentazioni opposte, una pensa di fare male a figli bene, l'altra